Attacco dell'amministrazione Poletto, nuovi bandi per i dirigenti mentre la polizia locale non è in grado di far fronte all'emergenza sicurezza. La città pullula di criminalità e baby gang, ma la giunta Poletto pensa a spendere 200.000 euro per assumere 2 nuovi dirigenti a urbanistica e lavori pubblici. È il duro attacco del consigliere regionale Nicola Finco, che torna sulla gestione della polizia locale in città. Finco sottolinea come continua a permanere l'irregolarità, accertata anche dal Ministero, nella gestione della polizia locale. L'esponente leghista, dopo aver saputo dei 2 bandi, evidenzia come Poletto si muove in continuità con Cimatti, mentre ancora latita un bando per un comandante di polizia locale staccato dal settore amministrativo. Quando segnalai il problema, prosegue Finco, l'allora maggioranza mi accusò di voler aggravare il debito del comune assumendo un altro dirigente. Risposi che aree tecniche simili come urbanistica e lavori pubblici potevano essere accorpate risparmiando risorse per il comandante dei vigili. Purtroppo nulla di tutto questo è stato fatto e anzi l'attuale amministrazione emette ben 2 bandi per 2 figure di vertice che potevano essere riorganizzate. Intanto la polizia locale opera nell'irregolarità e non è messa nelle condizioni di difendere i bassanesi dall'escalation di criminalità, furti, vandalismi, baby gang che terrorizzano i residenti. Poletto ci dica se questo è il suo progetto di città, conclude Finco, e come intende risolvere il caso del dirigente di polizia locale. Evidentemente non è tra i programmi del nuovo primo cittadino. Anche a Cassola si avvicina la scadenza